Buonasera, nuova puntata dell'Analisi. Il fiocco giallo che vedete indosso a me ci serve perché vogliamo ricordare che oggi si celebra la giornata mondiale per la libertà di stampa promossa dall'UNESCO ed è anche l'occasione per ricordare che nel solo 2012 sono stati 68 i giornalisti uccisi in tutto il mondo e poi due pensieri particolari, uno all'inviato della Stampa Domenico Quirico, di cui non si hanno notizie dall'8 aprile, è in Siria per realizzare un reportage, e poi un pensiero anche al collega della Nuova Sardegna Emidio Muroni, al quale qualcuno ha bruciato la casa, sembra proprio come ritorsione per la sua attività di corrispondente del quotidiano. L'analisi comincia con l'ospite di oggi, ve lo presento subito, è il presidente regionale di Coldiretti Battista Cualbo, benvenuto. Buonasera, e buonasera, che dal gennaio scorso presiede appunto la Coldiretti in un momento di crisi che tutti conoscete, è inutile starlo a ricordare. A questo proposito le chiedo subito, per cominciare, qual è oggi lo stato di salute del mondo delle campagne alle prese con un momento congiunturale così difficile? È vero che il momento congiunturale è assolutamente difficile, ma vediamo una voglia di ripresa da parte delle imprese agricole e una voglia di rivalsa, di riconquistare quella che è la propria dignità nel continuare il lavoro che abbiamo fatto per anni e che vogliamo tramandare poi ai nostri figli. Ecco. Quindi si soffre, ma diciamo anche questa crisi delle vocazioni nell'agricoltura, secondo lei è un problema serio oppure ci sono segnali di ripresa? Guardi, l'agricoltura da questo punto di vista è in controtendenza con tutte le altre, che pur si voglia dire, perché i dati dimostrano che proprio all'agricoltura la gente si sta riavvicinando. Abbiamo l'esempio dell'industria che ha fallito, in particolare in Sardegna, per cui non rimane che ripartire proprio dall'agricoltura, dalla campagna, da quelli che sono i valori fondanti della nostra civiltà, in particolare sarda. Ecco. Certo, i problemi non mancano, voi li state superando con una serie di campagne promozionali interessanti che tendono a far passare il concetto del prodotto a chilometro zero, cioè di consumare quello che è prodotto localmente, che è il frutto del lavoro dei nostri agricoltori, quelli che stanno più vicini, insomma, ad esempio campagna amica. Però noi ci chiediamo, ma non è una lotta quasi impossibile sovvertire un po' le regole della globalizzazione, che invece vuole che insomma le cose arrivino dai posti più svariati e che ognuno consumi le cose degli altri? Allora, il messaggio che noi vogliamo dare con i nostri mercati di campagna amica è quello di far sì che i consumatori si pongano una domanda importante: chi produce e da dove proviene quel prodotto che poi andiamo ad acquistare negli scaffali? E credo che in questo ci stiamo riuscendo a pieno. Lo dimostra non solo il numero delle aziende, sempre in forte crescita, che partecipano negli oltre 30 mercati che abbiamo già dislocati in Sardegna e 1500 a livello nazionale, ma il messaggio che sta passando proprio è quello del consumatore che mette la propria faccia a garanzia del proprio prodotto, e sempre di più il consumatore si sente tutelato da questo. Ne è una dimostrazione l'evoluzione del marchio FAI, che è il prodotto degli agricoltori italiani, che sta entrando all'interno della grande distribuzione. Quindi se pensiamo che solo qualche anno fa la grande distribuzione ci vedeva come suoi nemici, oggi ci cerca e fa sì che i nostri prodotti entrino con il nostro marchio, a questo punto di FAI, che è un'evoluzione appunto dei nostri mercati, e questa è la dimostrazione quanto abbiamo colpito nel segno e quanto i consumatori da questo punto di vista sono cresciuti e sempre di più cercano la qualità e si pongono appunto quelle due domande che le dicevo prima: chi lo fa e da dove proviene il prodotto. Ci può spiegare in maniera semplice magari perché mai quando noi andiamo al supermercato troviamo l'aglio cinese anziché quello sardo, le pere cilene, insomma frutta e verdura che dovrebbero essere assolutamente. Purtroppo, come diceva lei, tantissimo dei prodotti dell'agroalimentare in genere che si consumano non solo in Sardegna ma in tutta Italia provengono da fuori. Dovrebbero costare di più visto che arrivano da eppure partiamo con una competizione nei quali siamo assolutamente svantaggiati, visto che in questi posti la manodopera e altre cose costano molto meno. Per cui noi l'unica arma che abbiamo è quella di valorizzare la nostra qualità, una qualità legata fortemente al nostro territorio. Ecco perché riteniamo che sia importantissimo fare rete con il turismo e far sì che
Non possiamo immaginare che il turista venga perché in Sardegna si mangia bene che da altre parti. Qua ci arrivo un attimo, perché prima le volevo chiedere quest'altro. Sì. È sempre difficile, non solo nell'agricoltura, un po' in tutti i campi in Sardegna, fare rete, mettere insieme i produttori e in questo modo di avere maggiore forza contrattuale. È soltanto una questione di mentalità, secondo lei? Sicuramente molto è dovuto alla mentalità, perché noi non siamo portati a stare uniti a lavorare in cooperative, però sono fiducioso perché vedo che in questo momento di difficoltà, dove mi auguro che si sia toccato il fondo, da questo momento di difficoltà si sta ripartendo con uno spirito nuovo e sono ottimista che alla fine poi lavorare seriamente paghi e ne è una dimostrazione i vari gruppi di acquisto, per esempio, che si sono formati in Sardegna. Siamo partiti un gruppo in Nurra una decina d'anni fa, oggi solo in provincia se ne contano una quindicina, dove si fanno acquisti collettivi, dove si fanno le aste delle vendite collettive, quindi dove si sta cercando di realizzare e di portare un reddito superiore a casa, che poi è lo scopo principale per cui appunto questi gruppi di acquisto sono nati. E poi ci porta alla famosa filiera questo discorso, no? Perché se ne parla sempre. L'agricoltura al servizio del turismo, cioè quello che viene consumato nelle strutture alberghiere famose e non della Sardegna, sarebbe bene che fosse collegato ai prodotti agricoli. Se ne parla, però poi alla fine manca sempre, come dire, è da tanto che se ne parla, però sto notando anche da questo punto di vista un passo in avanti, perché ne è un esempio. Da poco abbiamo costituito anche a Sassari con la Camera di Commercio una rete di impresa che metterà assieme produttori di vari settori, dall'acquacultura ai prodotti della nostra bottega, ai vari prodotti di vini, eccetera. Quindi questo significa che per andare fuori bisogna collaborare, unirsi e fare rete tra di noi. Fare rete non solo tra coloro che hanno i prodotti agroalimentari, come le dicevo, ma anche con le strutture alberghiere, con coloro che gestiscono direttamente anche le nostre bellezze naturalistiche e che possono richiamare i turisti. In questo c'è tantissimo da fare, c'è per esempio sulle mense sia ospedaliere che scolastiche, non è possibile che la mensa di Sassari dell'Irsu, che consuma oltre 3.000 pasti, ancora oggi si consuma pochissimo prodotto sardo. Ecco, in questo dobbiamo fare lobby tra di noi, far sì che effettivamente si consumi il prodotto nostro, un prodotto garantito, certificato. Ne abbiamo la dimostrazione a livello nazionale non solo di prodotti taroccati, l'agriprateria si parla che fatturi oltre 54 miliardi di euro. Immaginiamo che solo questi soldi rientrassero veramente nell'agricoltura e in coloro che lavorano effettivamente i campi, che cosa significherebbe. Quindi per noi è importantissimo la tracciabilità e questo è il messaggio che Campagna Amica oggi sta dando nel mettere la faccia dei produttori come garanzia nei confronti dei consumatori. I problemi comunque non mancano, oltre a quelli congiunturali di cui si parlava, ci sono altre piaghe, periodicamente spuntano malattie che vanno a colpire gli allevamenti, sono epidemie che sembrano non cessare mai, la lingua blu, la peste suina, adesso ce n'è una nuova, questa CAEV che colpisce le capre, insomma è un'emergenza continua. C'è qualcosa che non funziona secondo lei nella prevenzione di queste malattie? Purtroppo l'ideale sarebbe programmare sul futuro. Ci troviamo spesso, come diceva lei, a inseguire queste emergenze che ci attolgono delle energie, del tempo. Perché denaro. È denaro, appunto, il tempo è denaro. Per cui non è semplice appunto programmare dovendo avere a che fare quotidianamente con queste emergenze. Grazie a Dio non ci facciamo mancare nulla da qualsiasi tipo di allevamento. Adesso quest'ultima che accennava della CAEV sulle capre, credo che anche lì, così come fanno controlli ferri su quelli che sono i nostri animali che escono fuori, sarebbe bene che anche gli animali in entrata in Sardegna vengano controllati, monitorati, perché l'ultima brucellosi proviene proprio da capre che arrivavano dalla Spagna, per cui ecco che stessa rigidità nei controlli deve essere fatta nei capi in entrata, non solo quelli in uscita dalla Sardegna. Mi suggerisce una domanda un pochino più politica su questo, perché così come i sindacati tradizionali hanno
ha subito negli ultimi anni l'arrivo di organizzazioni autonome, diciamo distaccate dal modo tradizionale di fare sindacato. Anche voi in qualche modo avete patito l'ascesa dei pastori sardi, no? Che si sono organizzati autonomamente e sono stati protagonisti di azioni, se vogliamo, anche eclatanti. È un segnale d'allarme per il sindacato cosiddetto tradizionale? Cioè, come lo vedete questo rapporto? Guardi, io sono convinto che quando il sindacato fa quello che attualmente sta facendo il sindacato, cioè oltre alle domande fa sindacato vero, poi alla fine questi problemi non esistono, non sono più dei problemi, perché gli allevatori si sentono, gli agricoltori, rappresentati da quelli che sono i sindacati storici. E oggi credo che Coldiretti si sia riposizionata lavorando seriamente, entrando in merito delle questioni e cercando di risolverne molti di questi problemi. Purtroppo di bacchette magiche non se ne hanno, però credo che tutti possano vedere l'impegno che la Coldiretti, tra l'altro ringiovanita anche nel suo organico in questi rinnovi, sta mettendo nel cercare di affrontare non solo queste emergenze, ma anche di programmare e di vedere avanti nel toccare l'economico, quindi non solo domande ma cercare di commercializzare. Abbiamo aiutato allevatori a portare i bovini fuori, abbiamo lottato e stiamo lottando sul problema della movimentazione, tra l'altro molto sentito anche in Gallura, visto la realtà locale, e siamo riusciti a far chiudere accordi attualmente Lazio e Veneto e contiamo di farlo in altre regioni. È arrivato finalmente su grossissime richieste e a seguito anche di una manifestazione fatta proprio ad Olbia le dosi del vaccino. Beh, credo che questi siano sotto gli occhi di tutti e si respira un clima diverso, e in questo credo che la soddisfazione non solo mia ma di tutta la squadra di Coldiretti oggi è lampante. Senta, anche il settore agricolo sta aspettando l'esito della discussione della finanziaria in Consiglio regionale, si riprende lunedì. Se dovesse tracciare un bilancio oggi sull'operato della Regione per quanto riguarda le politiche agricole e in particolare sull'utilizzo dei fondi europei, che poi sono il nodo cruciale di tutta la faccenda, sì, che voto darebbe? Guardi, più che dare voti, anche perché faccio l'allevatore, non tanto il maestro di scuola, credo che vi sia la volontà da parte della Regione perlomeno di ascoltarci. Noi abbiamo vissuto un periodo dove, senza fare polemiche o ricordarci i tempi passati, ma non venivamo per niente coinvolti, venivano costruiti bandi da altri senza coinvolgere le organizzazioni. Credo che la dimostrazione che proprio nei giorni scorsi siamo stati convocati finalmente su nostra richiesta da parte dell'assessorato all'agricoltura per discutere quella che può essere una PAC in misura Sardegna, quindi valutare quali possono essere le opportunità che la nuova PAC, che poi si tratta del settennio che va dal 2007 al 2020, una tappa fondamentale che ci deve vedere assolutamente protagonisti, non solo nel subirla, ma anche nel provare a proporre delle misure all'interno dei PSR che possano dare respiro e nuova linfa a un comparto che sì, è vero, sta soffrendo, ma anche tanta voglia di riprendersi e di andare avanti. Guardi, le faccio una dimostrazione con la 121, una misura dell'ammodernamento delle aziende agricole, c'è una graduatoria regionale su oltre 2000 pratiche, vi sono i fondi per coprirne a malapena 400. Quindi a dimostrazione che ci sono anche le aziende in difficoltà, ma ce ne sono moltissime che hanno voglia di migliorare, di investire, di creare occupazione e di migliorarsi, quindi di andare avanti. Io la ringrazio per aver partecipato all'analisi. Battista Cualbu, presidente di Coldiretti. Si chiude qui la nostra trasmissione, noi ci rivediamo lunedì prossimo con una nuova puntata. Buona serata.